Lo ha scoperto dopo gli accertamenti. Focus TG, buongiorno e ben ritrovati, ma soprattutto buona festa dell'Immacolata a tutti voi. In questa diretta vi terremo compagnia fino alle 13 con tantissime notizie da tutto il territorio veneto, tanta attualità, ma come sempre anche tanta cronaca, e partiamo proprio da qui, ci spostiamo nel Trevigiano. Un caso di tubercolosi al liceo Duca degli Abruzzi a Treviso, contagiata un'insegnante, immediatamente sono scattati i controlli in altre 6 classi della scuola. Lo ha scoperto dopo gli accertamenti. Una professoressa del liceo Duca degli Abruzzi di Treviso è stata contagiata da tubercolosi. Non è stato necessario ricovero, si trova a casa dove sta seguendo la terapia. Immediatamente al liceo sono scattati i controlli sulle 6 classi dove la docente insegna. Sono circa 150 le persone a cui verrà effettuato il test Manteau e che verranno monitorate dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS 2. La cosa è molto contenuta, stiano tranquilli i genitori, sono 6 classi interessate, ma noi siamo convinti che non ci saranno assolutamente positività, viene fatta la Manteau a tutti, verrà controllata la risposta domani, ma noi contiamo che la cosa sia molto definita. Se per caso ci fosse qualche altro caso si va alla ricerca epidemiologica, si fa il trattamento con isoniazide e la cosa si contiene. Per gli studenti dell'istituto, gli altri docenti e i familiari della professoressa coinvolta sarà avviata domani la profilassi. I controlli saranno conclusi entro giovedì della prossima settimana. Nel caso tutti i risultati sono negativi è prevista comunque la ripetizione del test dopo 2 o 3 mesi. Se invece ci fosse qualche positivo verrà preso in carico per la prosecuzione dell'iter diagnostico. Gli studenti sono dunque tornati in classe. Beh sì, certo, perché voglio dire comunque sono le classi tutti insieme, quindi restano insieme, per cui voglio dire non ci sono pericoli di diffusione della stessa. Poi vengono ovviamente controllate anche le famiglie. L'istituto è stato avvertito tempestivamente, così come le autorità competenti. Ora si attendono i risultati dei test su studenti e corpo docente. Ci spostiamo ora nel veneziano e torniamo a parlare del femminicidio di San Stino di Livenza. Ci sono novità. La procura di Pordenone infatti ha reso noto che l'assassino Giuseppe Pitteri, marito della vittima Cinzia Luison, era affiancato da un amministratore di sostegno perché non sapeva gestire il patrimonio economico. È una comunità sotto shock San Stino di Livenza, all'indomani dell'omicidio avvenuto in questo appartamento in Corso del Donatore, dove Giuseppe Pitteri ha ucciso la compagna Cinzia Luison, poi ha chiamato i carabinieri dicendo quello che aveva fatto. Una violenza inaudita l'hanno definita gli inquirenti, scatenata forse da una rabbia che Pitteri, detto Walter, covava da tempo nei confronti della compagna 60enne Cinzia con cui viveva. Il 65enne aveva un amministratore di sostegno assegnatogli per problemi legati alla gestione del denaro. Secondo alcune voci sembra che fosse ludopatico. Da qui potrebbe essersi scatenata la furia che l'ha portato a colpire Cinzia alla testa, fracassandogliela in più punti, fratturandole anche la mandibola. Ai carabinieri ha parlato di 2-3 colpi di bottiglia, ma secondo gli investigatori sarebbero di più e forse con più di un oggetto, ma sarà l'autopsia a stabilirlo con certezza. Quando i carabinieri sono arrivati, lui aveva gli schizzi di sangue sui pantaloni. La donna era sul pavimento, vestita in una pozza di sangue. Doveva tornare al lavoro dopo la pausa pranzo. Una tragedia alla quale si è trovata di fronte la figlia 22enne della coppia. La sorella 26enne vive con la nonna, che rientrando a casa ha trovato il corpo della mamma senza vita. Sconvolta ha iniziato a gridare ed è stato il vicino a soccorrerla, oggi ancora molto scosso. Io non posso scendere perché sono un po' ancora scioccato. Una coppia all'apparenza normale, sembra che prima di ieri non ci fossero stati episodi di violenza, ma secondo le prime indagini i rapporti tra i due erano freddi da tempo. Lui, ex autista mestrino a CTV, oggi in pensione, lei parrucchiera di successo con un negozio a Blessaglia di Pramaggiore insieme alla sorella. Entrambe le comunità sono sconvolte. Sono tutti che cercano di capire o di, non so come dire, elaborare quanto è successo, ma è ovviamente incomprensibile, inaspettato, insomma sono cose che accadono, che non sono, come dicevo, spiegabili. La comunità indubbiamente è sconvolta per questo, insomma non solo noi, perché poi c'è anche la comunità di Pramaggiore, insomma infatti anche con l'amministrazione insomma abbiamo deciso di esporre la bandiera a mezz'asta in tutti questi giorni e poi di proclamare il lutto per quando
verranno fissati i funerali. Insomma. Pitteri è stato arrestato per omicidio volontario. A San Stino oggi regna il silenzio e i fiori lasciati all'ingresso in corso del donatore. È Cinzia Luisono la vittima di questo omicidio, una donna definita da tutti, da tutta la comunità, solare, gentile, appassionata del suo lavoro. Sconvolti gli ex colleghi di Pitteri, in molti anche in paese lo definiscono una persona tranquilla e riservata. Era una persona chiusa, andava solo a giocare all'otto, da quello che ho sentito stamattina, perché ho saputo stamattina, tutto qui, non si vedeva più. Era riservato lui. Era molto riservato comunque. Era molto riservata. Veniva qualche volta a giocare un po' all'otto, tutto là. Che tipo è? Tranquillo, per quello non lo conoscevo io, tranquillo. Adesso cosa è successo? Siamo rimasti un po' basiti, diciamo, della situazione. Io non me la sarei mai aspettato. Tutti lo dipingono come una persona tranquilla, riservata? Sì, perché non ha mai fatto, io non ho mai notato che facesse degli atti particolari. Cinzia invece viene descritta come solare, gentile, appassionata del suo lavoro, che nel 2011 l'aveva portata a essere tra i finalisti della Veda Master Jam, competizione internazionale londinese cui avevano partecipato oltre 1200 hairstylist, e lei si era classificata al primo posto per l'Italia. Tra pochi anni avrebbe raggiunto la pensione. Una bravissima persona e anche la conoscevo, tant'è che siamo sconvolti tutti, siamo sconvolti perché una situazione così lontana dai nostri pensieri, perché una persona che aveva il suo lavoro, una persona che aveva sempre dato molta importanza al senso della vita, al senso dei progetti. Non so cosa sia capitato, non so. Mai che succedesse una cosa così a San Stino. Sono rimasto male quando ho sentito quella cosa lì. Ora qualche istante di pubblicità, ma torniamo tra poco. Focus TG, bentornati in diretta, vi terremo compagnia fino alle 13, come sempre con tante notizie da tutto il territorio veneto. E ora la cronaca ci porta nel Padovano, migranti ospitati in un appartamento a Noventa Padovana. Il sindaco chiede rispetto della legge. Nessuno scontro istituzionale, ma la richiesta di rispettare la legge, e quindi sulla presenza di un gruppo di migranti in un appartamento di Noventa Padovana affittato da una cooperativa, il sindaco si lamenta, senza fare polemica, di non essere stato avvisato dalla prefettura prima di concedere l'autorizzazione all'ospitalità. Noi ci conformiamo alla legge, la legge parla chiaro, previo interlocuzione con l'ente locale, cioè dopo l'ente locale può essere d'accordo o meno, però tu devi avvisare l'ente locale, nella fattispecie il sindaco, l'amministrazione comunale. A conferma della collaborazione però la prefettura ha subito trasferito 6 degli 11 pakistani ospitati nell'abitazione, numero eccessivo rispetto alle caratteristiche e le dimensioni dell'appartamento. La procedura non è stata corretta, su questo però non c'è uno scontro tra me e il prefetto, anzi che ringrazio. Il prefetto immediatamente ci è venuto incontro e ha allontanato 5 persone. Punto. Cioè, quindi io da questo punto di vista qua non posso dire assolutamente nulla. C'è stata questa procedura anomala, questo l'ho fatto presente, ma è la legge che te lo impone, cioè, tu devi avvisare l'ente locale. Quanto ai controlli, il sindaco ha disposto l'ispezione da parte della polizia locale, poi la prefettura ha replicato con carabinieri, ispettorato del lavoro e guardia di finanza. Da noi si rispetta la legge, se vogliono andare in qualche amministrazione magari più compiacente vadano pure. La cronaca ora ci porta nel Trevigiano. 3 asinelli sono stati uccisi da un pirata della strada. I carabinieri di Vedelago e Castelfranco stanno esaminando le telecamere per trovare i responsabili. 3 asini privi di vita sono stati rinvenuti alle 3 della notte lungo via Postioma a Castelfranco Veneto. È stato un pastore nelle vicinanze ad accorgersi che dal suo gregge di pecore mancavano gli asinelli. Poi la scoperta lungo l'asfalto delle carcasse dei 3 asini privi di vita. L'investitore alla guida, con ogni probabilità di un mezzo pesante, dopo l'impatto si è dato alla fuga. Sul posto si sono recati personale veterinario dell'ASL 2, i vigili del fuoco, i carabinieri di Vedelago e di Castelfranco. Gli investigatori stanno esaminando i pezzi di carrozzeria rimasti sull'asfalto e le telecamere di videosorveglianza della zona, nella speranza di identificare il mezzo e il pirata della strada.
Qualche ora dopo, verso le 6:30, i vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti a Paese, all'altezza di via Castellana e via Carso, per un incidente stradale tra un'auto e una moto, feriti 2 conducenti. Lo scontro è avvenuto fra un'auto condotta da un 50enne di origini marocchine che andava in direzione di Strana mentre effettuava una manovra di svolta per entrare in un parcheggio pubblico e una moto condotta da un 40enne trevigiano che procedeva verso Treviso. Entrambi i conducenti coscienti sono stati trasportati con ambulanza presso l'ospedale di Treviso. Sul posto, per i rilievi di legge e viabilità, i carabinieri della compagnia di Montebelluna. Cambiamo ora argomento e parliamo di intercettazioni telefoniche. Il ministro della Giustizia, il trevigiano Carlo Nordio, pronto a battersi fino alle dimissioni. Questione di civiltà, ha detto così in commissione alla Camera. Questa non è civiltà, questa non è libertà. Questa è una deviazione dei principi minimi di civiltà giuridica sulla quale questo ministro è disposto a battersi fino alle dimissioni. Per Carlo Nordio l'uso corretto delle intercettazioni non è una mera formalità procedurale annidata nei codici di rito, ma una questione di civiltà giuridica, tanto da mettere sul tavolo, nel caso di una mancata riforma dello strumento, le proprie dimissioni. Lo ha fatto nel corso dell'audizione alla Camera dei Deputati a meno di 24 ore da quella al Senato, dove aveva usato parole altrettanto nette. Nordio ha ribadito di non voler eliminare le intercettazioni in sé, quanto di rivederne la funzione. Sono mezzi di ricerca della prova, non di prova, ha scandito il guardasigilli trevigiano a Palazzo Montecitorio, ricordando la sua esperienza da magistrato alle prese con l'inchiesta del Mose. In quel caso ho avuto migliaia di intercettazioni, ha rivelato, ma nulla è mai uscito sui giornali. Proprio questo è l'altro aspetto per l'ex PM, ovvero la riservatezza e la tutela dell'onore delle persone coinvolte, spesso neanche indagate. Al Senato Nordio ha portato casi concreti, alcuni vissuti in prima persona, anche di colleghi rimasti schiacciati. E vorrei ricordare alla fine il mio amico Loris D'Ambrosio, del mio concorso, magistrato importante, consigliere del Presidente della Repubblica, deceduto forse anche lui di crepacuore perché era stato coinvolto in questa porcheria di diffusione pilotata e arbitraria di intercettazioni. Nessuno ha voluto attaccare i magistrati, ma sono deluso da alcuni di loro. Le parole di Nordio alla Camera, che così ha risposto tra le righe alle critiche mosse dall'Associazione Nazionale Magistrati subito dopo l'audizione a Palazzo Madama, ma la partita sembra solo all'inizio. Torniamo a parlare ora di Davide Rebellin, l'addio al campione Slitta, ancora rinviato infatti l'autopsia al 19 dicembre. Slittano ancora i tempi per l'addio al campione Davide Rebellin, travolto e ucciso da un tir pirata il 30 novembre a Montebello Vicentino. Rimandata di una settimana la data per l'autopsia, differimento dal 13 al 19 dovuto alla lungaggine dei tempi nella notifica da inviare all'indagato in Germania. Il camionista, 62enne, è ritenuto responsabile della morte del campione, come spiega il legale della famiglia di Davide Rebellin, questo per non rischiare di ledere il diritto di difesa dell'indagato. Questo per evitare una lesione del diritto di difesa nei confronti del medesimo e per evitare appunto qualsiasi irregolarità della notifica, cosa che andrebbe ad inficiare la validità della perizia e quindi l'utilizzabilità della stessa nel procedimento. Slittano ancora i funerali, quindi il nulla osta sarà dato dal magistrato a conclusione degli esami autoptici. La famiglia in ogni caso rimane fiduciosa, prende atto di questa decisione, rimane fiduciosa in quello che è l'operato delle autorità giudiziarie, quindi della Procura della Repubblica e dei Carabinieri, nei cui confronti c'è la massima fiducia e collaborazione. Effettuata l'autopsia sarà la volta della perizia per far luce sulle dinamiche dell'incidente, elemento utile a costruire il quadro delle indagini insieme all'ascolto dei testimoni. Rimaniamo ora nel Vicentino, controlli delle forze dell'ordine, sgomberato un immobile occupato, espulsi 3 stranieri irregolari. Noventa Vicentina, i carabinieri con gli uomini e le donne della Polizia di Stato, delle Fiamme Gialle e della Polizia Locale si concentrano sul controllo di una palazzina in via Saline dove i cittadini più volte hanno segnalato degrado e un via vai di stranieri irregolari. Le forze dell'ordine, con la collaborazione dell'ufficio tecnico comunale, hanno proceduto al controllo di 4 nigeriani e un senegalese che occupavano un appartamento in subaffitto non regolarizzato. Per 3 dei 5 stranieri irregolari in Italia è scattata l'espulsione. Con la cronaca rimaniamo a Vicenza. Un uomo cerca di rapinare un negozio di elettronica ma non si aspetta la reazione imprevista e immediata del titolare e di un cliente.
Sono le 5 di sera e il buio è già caduto per strada in Viale Milano a Vicenza. Un uomo è lì fermo davanti all'ingresso di un negozio di elettronica. È un ivoriano di 24 anni e non ha buone intenzioni. Sta osservando chi si trova all'interno del negozio, poi entra in azione mentre un complice gli tiene aperta la porta, si avventa su un monopattino da 1.200 euro cercando di portarlo via. Ma succede quello che non si aspetta. Un cliente interviene, cerca di fermarlo, ne scaturisce una colluttazione mentre il titolare del negozio chiama prontamente il 113. Gli agenti delle volanti che stanno pattugliando la zona vengono allertati, si precipitano sul posto quando è ancora in corso la colluttazione. L'immigrato africano viene immediatamente ammanettato e accompagnato in questura. Dalle immagini del sistema di videosorveglianza del negozio viene ricostruita la dinamica dei fatti, confermata dai testimoni. L'uomo, con a carico precedenti penali, viene arrestato per tentata rapina aggravata. Al termine degli atti di polizia giudiziaria è stato condotto nella casa circondariale di Vicenza. Ma non è finita qui. Le indagini degli investigatori vanno avanti per individuare il complice. La cronaca ci porta nel padovano, accusata di un furto mentre accudisce un anziano gioielliere padovano. Ora una 53enne di Vigonza andrà a processo. Il suo compito era quello di accudire per un decorso post-operatorio un 82enne gioielliere padovano, ma nei mesi in cui prestava servizio ha approfittato per rubare soldi e gioielli. Ora una 53enne badante di Vigonza sarà processata per i furti avvenuti alla fine del 2019. Il gioielliere nel dicembre del 2019 aveva avuto il sospetto che la donna gli avesse rubato un centinaio di euro dal portafoglio e l'aveva messa alla prova lasciando somme di denaro in casa, poi regolarmente scomparse. Per di più, dopo averlo segnalato alle figlie, si è accorto che erano spariti anche un vassoio di argento e una preziosa collana con una croce tempestata di diamanti. Le perquisizioni in casa della 53enne non avevano portato a nulla, ma i familiari del gioielliere si erano opposti all'archiviazione del procedimento. Qualche settimana dopo, durante alcuni controlli in un negozio compro-oro di Vigonza, paese della 53enne, il proprietario, che aveva l'obbligo di fotografare la merce in vendita, ha riconosciuto i preziosi rubati e la donna che era andata per venderli. Da qui il processo per la 53enne accusata di furto aggravato. In seguito si è scoperto che nel 2010 era già stata condannata sempre per furto. E la Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato 2,7 tonnellate di articoli pirotecnici stoccati in violazione delle norme di sicurezza e oltre 2.500 sigarette elettroniche usa e getta di contrabbando. Le due operazioni dei Baschi Verdi sono l'esito del monitoraggio sul territorio che ha consentito di individuare in un primo caso ingenti quantitativi di articoli pirotecnici presso una società dedita al commercio all'ingrosso di merce, varia nella zona industriale di Padova, e nel secondo caso sigarette elettroniche prive del sigillo di monopolio dello Stato italiano messe in vendita durante una fiera a Padova. In totale 3 persone risultano denunciate. Rimaniamo nel padovano. Nel 2016 violentarono la loro vicina di casa. 6 anni dopo arriva la condanna per 2 cittadini rumeni residenti a Cadoneghe. Sono stati condannati a 4 anni di reclusione 2 cittadini romeni di 54 e 36 anni residenti a Cadoneghe, accusati di aver stuprato la vicina di casa dopo averla fatta ubriacare. I fatti risalgono a 6 anni fa. I 2 uomini, con una scusa, avevano attirato nel loro appartamento la giovane, all'epoca ventenne. L'avevano fatta bere e poi entrambi avevano abusato di lei. La vittima, risvegliatasi dal torpore, era riuscita a fuggire, poi era stata portata da alcuni parenti in ospedale per essere curata. I referti medici sono stati fondamentali per incastrare i 2 romeni che, oltre ai 4 anni di carcere, dovranno pagare alla loro vittima un risarcimento di 10.000 euro. Una toccante cerimonia ieri mattina al Dipartimento di Filosofia dell'Università di Padova. È stato consegnato l'attestato di memoria agli studi ai genitori di Marco Innocente, studente 22enne di Castelfranco Veneto, morto per una meningite fulminante. Per i poteri conferiti dalla direttrice, consegno l'attestato alla memoria agli studi di Marco Innocente ai suoi genitori. Stringono tra le mani la pergamena che avrebbe dovuto ricevere loro figlio. I genitori di Marco Innocente, lo studente di 22 anni di Castelfranco Veneto, mancato improvvisamente a marzo di quest'anno, ritirano l'attestato alla memoria agli studi compiuti nel corso di laurea di scienze della formazione primaria dal figlio morto a causa di una meningite. Il ragazzo aveva sostenuto una ventina di esami ed era iscritto regolarmente al 3° anno del corso magistrale all'Università di Padova. Volevo
ringraziare tutti quanti, tutti i compagni di corso, gli amici e tutti quelli che hanno partecipato oggi. Scusate, pensavo di festeggiare la laurea di Marco in maniera diversa, nel senso, e niente, ringrazio appunto voi, tutta l'Università di Padova. Niente, grazie comunque, grazie veramente, le vostre parole ci saranno veramente d'aiuto e di conforto. Sognava di diventare insegnante Marco. Compagni e professori lo ricordano sempre sorridente e motivato da una grande passione per i suoi studi. Come tutti noi, Marco aveva scelto di intraprendere un percorso per diventare insegnante, di agire sul presente per migliorare il futuro. Marco ha lasciato una traccia di sé, del suo essere, nel nostro gruppo e nei bambini che ha incontrato. A consegnare l'attestato alla memoria e agli studi il prorettore alla didattica dell'Università di Padova, Marco Ferrante, che davanti a amici e familiari del giovane studente ha ricordato lo spirito di comunità che anima l'Ateneo Patavino. Noi siamo una comunità e quando qualcuno così prematuramente ci lascia è una perdita per tutti. E ora qualche istante di pubblicità, rimanete con noi. Focus TG, bentornati in diretta. In questa festa dell'Immacolata vi terremo compagnia fino alle 13, come sempre tante notizie da tutto il territorio veneto. E ora apriamo la pagina bassanese perché non c'è pace per Michele Merlo, il giovane cantante morto a soli 28 anni per una leucemia fulminante. Sono continui i furti nella sua tomba all'interno del cimitero di Rosà. Queste cose sono iniziate fin da subito, ma è un po' una costante, un po' di tutti i cimiteri, c'è qualche persona malata che ruba i fiori, che sposta un vaso. L'ultimo furto tra il 5 e il 6 dicembre, una data simbolo per la famiglia Merlo. Michele è morto a Bologna proprio il giorno 6 giugno dello scorso anno a causa di una leucemia fulminante. 1 anno e mezzo di dolore infinito per papà Domenico e mamma Katia, che continuano a lottare perché si conosca tutta la verità e che dopo mesi di furti e vandalismi nel cimitero di Rosà hanno deciso di non tacere più, denunciando tutto dapprima sui social. La tomba di Michele fin da subito, per fortuna, anzi, è sempre stata piena di regali e di cose da tutta Italia e così continua in questo anno e mezzo. E fin da subito hanno iniziato a rubare dei fiori, a rubare dei piccoli oggetti, a volte a far danni, a spaccare delle cose. Ricordo che c'era una chitarra, l'hanno spaccata proprio. Atti anche vandalici, gratuiti, che non si capisce a che fine, a che prova. È quotidiano il saluto al figlio per 2 genitori che continuano a piangerlo. Impossibile non notare le mancanze. Gli ultimi furti, un anello M, una tazza con un bassotto. Io fin da subito, verbalmente, ho avvisato in amicizia l'amministrazione, le persone del sindaco di allora, piuttosto che ho fatto delle dimostranze. E capisco bene che non si può mettere un uomo a vigilare il cimitero 8 ore al giorno, però penso anche che, e questo è il mio pensiero fin da sempre, che come si installano telecamere ovunque per far cassa, e non parlo solo di Rosà ma ovunque, si possono mettere dei deterrenti per queste persone malate anche nei cimiteri. Chiedono rispetto papà Domenico e mamma Katia, chiedono che l'amministrazione comunale intervenga. Se il giovane continua a essere travolto da un mare di affetto da tutta Italia e non solo, questo rispetto lo aspettano anche da chi può salutarlo nel cimitero di Rosà. Non auguro a nessuno che succeda quello che sta succedendo a noi. Io oggi sporgerò denuncia all'autorità e mi riserverò anche di eventuali altre azioni. E noi abbiamo sentito l'amministrazione comunale di Rosà, il vice sindaco Paolo Bordignon ci ha spiegato: ad oggi non abbiamo ricevuto segnalazione da parte di altri cittadini riguardanti furti o atti di vandalismo all'interno del cimitero di Rosà, né abbiamo sinora una denuncia formale da parte della famiglia Merlo. Sono in contatto in modo costante con la famiglia, con cui il dialogo è continuo e aperto. L'area del cimitero è monitorata con un costante passaggio della polizia locale. Cambiamo ora pagina, tutto esaurito per il ponte dell'Immacolata negli alberghi e sull'altopiano aperti tutti gli impianti sciistici.
Grandi aspettative per il ponte dell'Immacolata in tutta la Pedemontana, con Bassano e l'Altopiano a fare come sempre la parte del leone. E questo ponte darà un ulteriore slancio e quindi sarà l'ultimo colpo di coda, no? Come si suol dire. Già ho sentito tanti colleghi, sono già tutti quasi pieni, insomma, quindi sarà un weekend molto importante per l'accoglienza bassanese. È un bel segnale di persone che stanno ritornando a vivere la nostra città e stanno tornando alla normalità. In particolar modo abbiamo turisti che vengono da fuori Europa e quindi questo è un segno che gli equilibri si stanno piano piano rimettendo in asse. Grande l'attesa anche in Altopiano, dove la neve ha favorito l'apertura di tutti gli impianti sciistici. Tutti i nostri impianti sono aperti e ben fruibili e le nostre strutture ricettive sono pronte e cominciano anche a ricevere molte prenotazioni appunto per l'imminente festività natalizia. Confidiamo anche in ulteriori precipitazioni nevose che possano rendere Gaglio e l'Altopiano un paesaggio tipicamente montano e anche invernale. Questi ponti aiutano sicuramente proprio a prolungare un po' di più la stagione. Sicuramente, nonostante i numeri importanti che stiamo facendo, sicuramente il caro bollette in primis, ma tutto il resto di costi che sono aumentati fanno sì che purtroppo non riusciremo probabilmente a raggiungere almeno il pareggio nei nostri bilanci. E a Bassano, mentre si continua a discutere sull'area San Lazzaro, c'è un altro intervento urbanistico che ha preso forma. Dell'area ex Morassutti Pengo lungo via Capitelvecchio si discute ormai da anni in città tra accordi, progetti, ricorsi contro ricorsi e nuove proposte. Ora però l'intervento di riqualificazione dell'area, che oggi ospita anche il centro di vaccinazione Covid, potrebbe essere arrivato a un punto di svolta. La Giunta Pavan ha sancito il rilevante interesse pubblico, di fatto un nulla osta all'accordo. Due passaggi importanti, il primo in Commissione Territorio, il secondo invece con l'approvazione di una delibera di giunta di rilevante interesse pubblico per quella che è l'area di via Capitelvecchio di proprietà della Finpengo, conosciuta anche come ex Morassutti. Lì c'era già un accordo pubblico-privato approvato che prevedeva la realizzazione di una grande struttura di vendita di 8.000 metri quadrati, con il nuovo accordo invece si passa a due medie strutture da 2.500 metri quadrati ciascuno. Cambia così nuovamente volto il progetto di riqualificazione. Un'area che sicuramente merita di essere riqualificata alle porte della nostra città, un accordo che nell'impianto resta invariato per quanto riguarda il tornaconto del comune, ma che porta sicuramente a un miglioramento rispetto all'impatto delle strutture che passano da complessivi 8.000 metri quadrati a 2.500 più 2.500 di superficie di vendita. L'iter prevede ora l'approvazione dello schema di accordo da parte del Consiglio Comunale, che avverrà probabilmente già entro il 2022. Quindi saranno necessari altri due passaggi sempre in Consiglio per l'ok definitivo alla variante, che potrebbe arrivare nella primavera dell'anno prossimo. Ci spostiamo ora a Marostica e torniamo a parlare di Campomarzio, presentati progetti definitivi per la viabilità e parcheggi. Non viene toccata nessuna fascia attualmente in erba, quindi vengono garantite tutte le aree verdi e si è andati incontro appunto a quelle che erano le richieste del quartiere di tutelare al massimo Campomarzio. Nietzsche diceva che bisogna avere buona memoria per mantenere le promesse e a quanto pare al comune di Marostica la memoria non manca. Non verrà toccato il verde di Campomarzio, mantenuta quindi la promessa fatta ai cittadini nel nuovo piano definitivo per la gestione dell'area. La prima soluzione prevede una intera area con zona 30, quindi tutta l'area di Campomarzio, con il doppio senso sulla carreggiata, quindi come attualmente, mettendo dei divieti di sosta e fermata in determinate fasce per garantire la sicurezza naturalmente e garantire il flusso di traffico che andrà a convogliarsi sull'area, creando una zona di, chiamiamolo car sharing, dove i ragazzi che andranno a scuola con i propri familiari potranno scendere in sicurezza. Questa è la prima ipotesi, ma se nei primi 30 giorni il progetto non dovesse funzionare, pronto un piano B. Un senso unico che parte dall'area del centro di Marostica, quindi dalla porta murata, fino all'uscita che è in direzione Bassano. Questo senso unico avrà la possibilità di spostare l'area di car sharing, non tenerla più sotto le piante, ma
andando sulla prima carreggiata in strada, tenendo gli stessi posti auto della prima soluzione sotto il filare di alberi, quindi ci sono i 17 posti per gli insegnanti previsti proprio in addecenza come richiesto dal personale scolastico, e poi le altre aree di sosta e fermata per quanto riguarda le attività commerciali. Apriamo ora la pagina della sanità e parliamo di vaccini anti-influenzali. Quasi esaurite le dosi nel Trevigiano. L'ULSS 2 chiede di avere un 20% in più. Intanto sono state ricoverate 66 persone. Chiesta alla Regione Veneto una nuova tranche di vaccini anti-influenzali, un 20% in più, che andrà ad aggiungersi alle 154.800 dosi acquistate inizialmente dall'ULSS 2. Questo perché è stata anticipata la campagna vaccinale di una quindicina di giorni e le scorte sono quasi pressoché esaurite. Intanto sono 66 ricoveri per influenza negli ospedali della Marca, dato questo destinato a salire visto che il picco è previsto tra fine dicembre e metà gennaio. Sicuramente sono destinati ad aumentare, adesso stanno circolando sul virus dell'influenza poco ancora, più altre virosi, abbiamo anche un importante accesso al pronto soccorso. In Veneto il dato più preoccupante è l'incidenza generale pari a 16,44 casi per 1000 abitanti, la più alta dal 2004. Intanto aumentano gli accessi al pronto soccorso di Treviso. Nella sola giornata di ieri sono stati 305, di cui una settantina di casi erano persone con sintomi parainfluenzali. Sul fronte vaccinazioni attualmente i trevigiani già vaccinati contro l'influenza sono 120.067 con una copertura tra gli over 65 del 45,4%. Il nostro obiettivo, ha spiegato Francesco Benazzi, direttore generale, è arrivare al 65% della popolazione. Bene le somministrazioni nelle case di riposo, dove il 92,2% degli ospiti ha già ricevuto l'antinfluenzale. Oltre all'influenza, l'ULSS 2 però deve fare i conti anche con il Covid. In questo momento noi abbiamo circa un centinaio di pazienti ricoverati per sintomatologie per Covid all'interno di tutta l'azienda ULSS 2 della Marca, e abbiamo un altro centinaio di pazienti che sono Covid occasionali, cioè sono ricoverati per altri motivi e c'è anche il riscontro di positività al tampone per il Covid. L'appello rimane quello di vaccinarsi perché questa influenza, hanno spiegato, è aggressiva. E a proposito di questa ondata di influenza, vediamo ora la situazione nel veneziano. Sono quasi 80.000 i casi di influenza che si stima abbiano interessato il Veneto nell'ultima settimana. Secondo gli esperti, allo stato attuale si sta registrando l'incidenza più alta dal 2004, 16,44 influenzati ogni 1000 abitanti. La fascia di età più colpita è dei bambini sotto i 4 anni. La campagna vaccinale dell'ULSS 3 Serenissima prosegue a sprombattuto, anche facendo tesoro dell'esperienza accumulata durante il Covid. Contiamo nei prossimi giorni di raggiungere e superare i 100.000 vaccini, e l'appello forte che facciamo è se anche oggi l'influenza si vede solo nei piccoli, che sono la prima fascia della popolazione che viene colpita, sappiamo che poi il picco dopo Natale arriverà per tutta la popolazione più adulta e anche quindi con una maggior fragilità. Ci si può vaccinare dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta per quanto riguarda i bambini, presso gli ambulatori dei servizi vaccinali delle ULSS ed in alcune farmacie. Negli ultimi 2 anni l'uso delle mascherine e l'igiene delle mani in funzione anti-Covid aveva ridotto anche la circolazione dell'influenza. Ricordo che tutta la diminuzione dei sistemi di mitigazione della circolazione virale, quindi le mascherine, il distanziamento che inevitabilmente sta diminuendo, porta a una circolazione importante e a una maggior facilità di prendersi questo virus. Si preannuncia una stagione influenzale particolarmente intensa anche nell'ULSS 4 Veneto Orientale, dove già a novembre gli accessi al pronto soccorso per influenza erano aumentati del 68% rispetto al 2021, con la fascia d'età pediatrica più colpita. La vaccinazione antinfluenzale sta comunque procedendo bene. I medici di famiglia, ad esempio, ad oggi hanno somministrato l'80% delle dosi consegnate. E ora qualche istante di pubblicità, rimanete con noi. Focus TG, bentornati in diretta, questa era l'ultima pausa pubblicitaria, ora vi terremo compagnia fino alle 13. Ci spostiamo ora nel Padovano perché nonostante la crisi energetica che rende difficoltoso per i comuni chiudere i bilanci, Campo San Piero non rinuncia al Natale.
È già partita da diversi giorni la pista da pattinaggio su ghiaccio. Oggi, questa mattina, abbiamo inaugurato il Luna Park per bambini e ci sono delle bellissime luminarie. Non sarebbe stato etico finanziare i costi energetici con le casse comunali e perciò davvero voglio ringraziare le amiche e gli amici imprenditori che hanno sostenuto questa iniziativa, per cui è tutto finanziato da donazioni private. Sarà un Natale luminoso a Villanova di Campo San Piero, grazie all'intervento dei privati che hanno scelto di aiutare l'amministrazione comunale. La scelta della Giunta è quella di limitare le spese senza però privare i cittadini dell'atmosfera magica del Natale. Al via quindi una serie di iniziative consultabili dal sito internet del comune, come la caccia al tesoro di sabato prossimo. Era nostro dovere farlo, sentivamo veramente la necessità di portare un messaggio di speranza nelle nostre vie, nelle nostre contrade, e credo che ci stiamo riuscendo. Vediamo insieme ora come Belluno si sta preparando al Natale. In città, sopra la fontana dei Giardini di Piazza dei Martiri, da questa sera è possibile ammirare Gaia, che nella mitologia greca Gaia era la personificazione della Terra. Gaia di Luke Jerram è una riproduzione fedele del pianeta vista dalla Luna. Misura 7 metri di diametro e la sua superficie è stata creata attraverso la combinazione di immagini ad alta definizione fornite dalla NASA. L'opera ispira al pubblico una profonda comprensione dell'interconnessione di tutta la vita sulla Terra, un rinnovato senso di responsabilità per la cura dell'ambiente, ma anche la percezione della fragilità del nostro pianeta. L'installazione è stata voluta dal Consorzio Belluno Centro nell'ambito delle iniziative per il Natale delle Dolomiti. E con il Natale ci spostiamo a Treviso. Ieri sera ha acceso il grande albero in Piazza dei Signori. Dopo 3 anni complicati siamo tornati tutti in piazza a condividere le emozioni del Natale, a dare il via a questo periodo natalizio. Ho fatto una preghiera alla mia comunità di lasciarsi emozionare e non chiedo altro. Ci sono le luminarie, c'è la loggia incantata, c'è l'albero, c'è il trenino, c'è di tutto, però dobbiamo metterci del nostro per emozionarci. Adesso ci sono i nostri bambini, i doremissimi, che stanno cantando, quindi insomma gli ingredienti ci sono tutti per un Natale fantastico. Siamo tornati, possiamo dirlo. È un albero che arriva da Brunico. L'altro giorno sentivo parlare dell'albero di New York che è alto 20 metri, beh, il nostro è alto 18 metri e quindi chi se ne frega di New York, noi ci teniamo stretto il nostro e magari l'anno prossimo li superiamo di 1 metro, però l'importante è la bellezza della comunità. L'albero è magnifico, però la nostra comunità lo è ancora di più. E ora ci spostiamo a Mestre, che celebra il Natale anche sulla rotonda di via Vespucci, dove è stato allestito un presepio fortemente voluto dall'assessore Renato Boraso. La natività è uno dei nostri elementi fondamentali della nostra vita quotidiana e del nostro essere cristiani. E ho pensato, con questa bella rotonda, con questo fascio luminoso, quindi con le 2 stelle, con la stella cometa che scende, di inserire con poche figure esemplificative del santo presepio, e credo che sia anche un messaggio che guarda alla speranza, al futuro che speriamo migliori, perché ne abbiamo tanto bisogno. Pensiamo ai grandi problemi della sicurezza, ai problemi delle bollette, però qui il nostro pensiero, mio e del sindaco Luigi Brugnaro, è arrivare in rotatoria e riflettere su quello che è il Natale e il significato religioso del Natale. E dopo il presepio di Mestre rimaniamo nel veneziano. Bilancio alla chiusura dell'esposizione internazionale d'arte con il presidente della Biennale di Venezia, Roberto Cicutto. Il numero 1 dell'istituzione culturale veneziana ha avuto anche un incontro con il nuovo ministro ai beni culturali.
Il nuovo ministro dei beni culturali Gennaro Sangiuliano non è riuscito a visitare a Venezia la Biennale d'Arte, ma ha già avuto un primo incontro con il presidente della Biennale, Roberto Cecchi. Ho avuto modo di presentarmi al nuovo ministro della Cultura che doveva venire a visitare la Biennale, che poi ha declinato cortesemente l'invito perché è stato preso da altri impegni istituzionali, però ci vedremo molto presto. È stata la Biennale d'Arte più vista della storia. Bilancio super positivo perché i numeri sono stati annunciati, più di 800.000 visitatori, ma io credo che il bilancio sia positivo soprattutto per questa capacità che ha avuto la Biennale, Venezia. È tutto un sistema che senza mettersi d'accordo è riuscito a reagire alla crisi della pandemia con un'offerta culturale unica al mondo. Venezia ha brillato da aprile e continua ancora di un'offerta straordinaria da Kiefer, Palazzo Ducale, Cavour, il Guggenheim, la Biennale stessa. Ora si aprono i cantieri e via al totonomine per la Biennale d'Arte del 2024. Lo statuto dà un mandato al curatore. Stiamo lavorando perché si possa avere di nuovo una persona che abbia la stessa sicuramente competenza e curiosità di Cecilia e possa raccontarci un altro aspetto ancora dell'immenso oceano dell'arte contemporanea. Circa quando verrà annunciato? Credo che sarà annunciato entro la fine dell'anno. In alcune zone si aprono i cantieri per la ristrutturazione, come succede all'Arsenale, fra un po' anche il padiglione centrale, il casinò al Lido è già oggetto di molte ristrutturazioni, quindi migliorie, conservazione e nuovi spazi di fruizione per le prossime biennali. E con l'arte ci spostiamo a Vicenza perché in Piazza dei Signori stanno arrivando gli ultimi pezzi della mostra I creatori dell'Egitto Eterno, ospitata in Basilica Palladiana dal 22 dicembre. I creatori dell'Egitto Eterno. La Basilica Palladiana, con le sue geometrie rinascimentali, ospita i reperti di un popolo di grandi architetti. Suggestioni che si accendono a secoli di distanza, intatti nella loro forza, nel loro messaggio, nella loro testimonianza. In Piazza dei Signori procedono i lavori per allestire la grande mostra che si accenderà dal 22 dicembre. A fare gli onori di casa il vicentino Cristian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino. Qui, nella sua città, la città del Palladio, ha curato la grande mostra con attenzione e passione. Mettere assieme oggetti che provengono anche da collezioni diverse ci permetterà di avere uno spaccato ancora più chiaro su quello che era la vita nel villaggio di Deir el-Medina. Deir el-Medina, il villaggio fondato intorno al 1500 a.C., dove scribi, disegnatori e artigiani lavoravano per costruire e decorare le tombe dei faraoni nelle valli dei re e delle regine, plasmando l'immaginario dell'antica civiltà nata sulle rive del Nilo. L'avventura a Vicenza sta per iniziare, una favola reale, una storia che affonda le radici secoli fa. Il passato ritorna per raccontare come iniziò una civiltà che ha influenzato i millenni fino ad oggi. C'erano una volta i creatori dell'Egitto Eterno. Ci spostiamo ora nel Padovano perché domenica 18 dicembre torna il Canta Natale, il coro che porta musica e atmosfera natalizia ai piccoli pazienti di pediatria. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Riecheggia dal tetto dell'ospedale di Padova il coro dei medici della pediatria che intonano Feliz Navidad per il video del Canta Natale 2022. Come Beatles e U2, chitarra in mano, guidati dalla Renna Cometa, i medici si esibiscono per uno spettacolo dedicato ai piccoli pazienti. Il video si apre con un bimbo che insieme alla sua mamma tiene un palloncino rosso che rappresenta la speranza di guarire. Il palloncino vola verso i tetti dove corrono anche i medici. Come ogni anno il Canta Natale porterà gioia ai pazienti che purtroppo dovranno trascorrere le feste ricoverati in ospedale. Domenica 18 dicembre sono attesi tantissimi padovani davanti alla pediatria, sotto le finestre dei reparti, da dove si affacceranno i bambini per cantare insieme Feliz Navidad. Come sempre ci sarà anche il sindaco Sergio Giordani. Signor Sindaco, buonasera, Vigili del Fuoco. Ascolti, abbiamo un problema. Abbiamo una rena che è sul tetto dell'ospedale che sta ballando con i medici di pediatria. Penso aver capito di cosa si tratta.
La canzone scelta per l'edizione 2022 è Feliz Navidad, nella versione italiana adattata nel 2019 proprio per il canto a Natale, che quest'anno, dopo le restrizioni imposte dal Covid, torna in presenza. Il corteo partirà domenica 18 da Porta Portello alle ore 9 e arriverà alla pediatria. Canta Natale per tutto il mondo, canta Natale per tutto il mondo, il giorno della mia città. Sono le 13, Focus TG finisce qui, grazie per averci seguito e buona festa dell'Immacolata a tutti voi.